5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con... Non si può, non si può, non si può, non si può restare nascosti sempre nella roulotte. Caspita, oggi è il mio compleanno, tanti auguri a me. Ma ciao a te che te ne vai, che non hai viaggi per partire, né valigie da disfare, per una storia che non va. Ma perché le donne vanno via? A Castelsardo, davanti un'incantevole vista sul mare, il ristorante La Guardiola ti aspetta con i suoi raffinati e gustosissimi piatti, la ricerca dei sapori e dei colori, immersi nel centro storico della bellissima Castelsardo, in piazza Bastione 4. La storia ti aspetta, la scelta dei sapori più ricercati. Ed eccoci in una nuova puntata di Die pro Die. Quest'oggi siamo con un amico che poi spesso viene a trovarci nel nostro programma, fa parte ormai del Paul Bar, direi, il nostro grande Mariano Melis. E siamo nella scuola dove lui insegna, perché per chi non lo sapesse lui è insegnante di musica. Ci provo già da qualche anno, grande Paul. Buonasera a tutti, anzi buongiorno, cosa dobbiamo dire? Buongiorno, buonasera, dipende dagli orari. In ogni caso un saluto a tutti, grazie. Allora Mariano, noi ci siamo già fatti un percorso, insomma, della tua musica, comunque poi durante gli spazi del Paul Bar che Stiamo vivendo insieme. Che stiamo vivendo praticamente insieme quest'anno. Però io, che sono sempre molto curioso, oggi vorrei parlare, poi parleremo anche del disco che tu hai scritto e che ho inciso, però vorrei parlare più che altro poi di tutto quello che sta succedendo intorno a quella canzone che Antonella Ruggero ha. Sì, guarda, ci sono anche delle notizie che a breve termine riuscirò a dare anche meglio, perché entro la fine del mese c'è il consulente tecnico nominato dal giudice del Tribunale di Milano che depositerà la sua perizia, che dovrebbe darci ragione. Poi vedremo cosa decideranno poi i giudici. Allora, noi spieghiamo per i nostri telespettatori. Mariano Melis ha scritto una canzone, ha fatto un album molto bello, tra l'altro in sardo, e qualche anno fa, nel 2003, e invece Antonella Ruggero poi, credo l'anno dopo, 2 anni dopo. No, ti racconto bene. Raccontiamolo bene per i nostri telespettatori. Velocemente cosa è successo? Scrivo questa canzone esattamente nel 94. Che faceva come? Faceva così: isola errante che punta d'oriente e senza passato, futuro, presente, eccetera. La canzone della Ruggero, guarda un po', dopo che io la presento a Sanremo, pochi mesi dopo, faceva più o meno così. Della Ruggero, ma scritta da Mario Venuti, cantautore siciliano. Io vivo di sogni di tanti tenenti, na 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 na. Tutto il ritornello che si ripete per diverse svariate volte, che è il cuore della canzone. Insomma, quindi c'è stato un plagio da parte sua, ma come andrà a finire poi? Lo dico per noi comuni mortali, perché sai, Antonella Ruggero sicuramente è una cantante blasonata, sì, quindi noi che siamo... Diciamo la verità, proprio la Ruggero poi non c'entra nulla, in realtà è Mario Venuti che ha scritto la canzone. O io non posso dire che sia un plagio, non lo posso affermare finché non lo dirà lui. Posso sicuramente dire che è una straordinaria ed eccezionale casualità. In ogni caso, la canzone Isola Errante è depositata in SIA dal 1994, la sua dal 2003. Ma fammi capire, Mariano, lo diciamo anche per tutte quelle persone che scrivono le canzoni, ma può succedere che un Mario Venuti, che poi, insomma, un grande Mario Venuti, tra l'altro, un grandissimo artista, un grandissimo autore, possa accoppiare, o può succedere che c'è il caso... Io sono più portato a pensare che sia stata veramente una casualità. La casualità anche nel fatto che io ho presentato questa canzone a Sanremo pochi mesi prima, che per un qualunque motivo lui la può aver sentita su internet, può averla sentita in un qualunque contesto, perché la canzone poi viaggiava, era già incisa, era già registrata con video e tutto ciò che faceva parte del disco. Per cui può averla sentita, può non averla sentita, può averla solamente pensata, sta di fatto che in ogni caso c'era prima questa. La facciamo risentire. Isola errante che punta d'oriente e senza passato, futuro, presente, a volte scompare, avvolta dal mare che hai dentro e fuori di te.
fermati con lei. E questo era il video di Isola Errante, che ha molto a che vedere poi con il mio album prossimo in uscita, dovrebbe uscire fra pochi giorni, anche perché gran parte delle canzoni contenute in questo album sono scritte da Mariano Melis, e il video, che poi è anche la sigla del Paul Bar, e noi approfittiamo poi di questi spazi anche per pubblicizzare il Paul Bar, che un po' di sporca pubblicità per noi. Sporca pubblicità per noi, che vi sembra giusto. Ha a che fare un po', anche se Isola Errante e Ciao a te hanno due storie completamente diverse, però comunque sono immerse nella natura. Beh, sai, io ho scelto di vivere ad Alghero anche perché l'amore per l'isola in genere, tant'è vero che Isola Errante è proprio il racconto dell'isola in cui io vivo. Ho scelto di vivere qui proprio perché amo il mare, sembra banale, ma tanti amano il mare. Io ho avuto la fortuna di poter scegliere, di poter decidere di venire in questa spettacolare città che permette ancora oggi di vivere in maniera assolutamente serena e quindi di godersi veramente la natura. Tu che hai scritto Ciao a te, hai scritto gran parte delle canzoni contenute in quest'album qua, tra l'altro poi tu ne avevi fatto a tua volta un album con le tue canzoni per l'appunto, album fortunato, tra l'altro, speriamo che porti fortuna così anche a me. Di più. Speriamo, speriamo, però voglio dire, ma tu vai nella tua casa al mare, il video che abbiamo registrato Ciao a te, vedete alcuni scorci poi di questo video, vedete alcune immagini di questo video, è registrato poi nella spiaggia di casa tua vicino ad Alghero. Lì nascono le canzoni, e lì nella pace, nel silenzio? Sì, sicuramente sì, perché poi anche in quella dimensione così esterna di pace e di silenzio, poi quello che è una caratteristica di noi che ci proviamo a fare questo lavoro, diciamo tra virgolette, di musicisti, di artisti, di chi vuole provare a scrivere canzoni, anche in quel contesto poi l'ansia e il tormento che ci portiamo dentro viene fuori ugualmente, ecco, insomma, quella è una dimensione che cerchiamo per poter poi far venire fuori tutto quello che abbiamo dentro. È sempre un piacere stare con te e parlare con te. Visto che è in uscita il tuo nuovo disco e non dobbiamo parlare del tuo nuovo disco, voglio parlare di una canzone che non hai inserito, ed è una canzone che però mi ha portato un attimo di fortuna e l'ho vissuta a casa tua. Parliamo del 94, quindi ieri praticamente, però questa canzone che faceva più o meno così. È così facile, tu sei qui per me, a cantare insieme, note in sintonia con la mia musica. Quella mattina ero a casa tua e ho ricevuto una telefonata dalla Rai, perché Paolo Limiti aveva scelto questa canzone per il suo programma che stava iniziando su Rai 2 e all'epoca si intitolava E l'Italia racconta, che mi ha dato un minimo di notorietà, una bella esperienza a Milano, negli studi Rai per diversi mesi, anche se poi era un concorso a gare, che nella musica le gare non ci stanno mai bene, io non condivido questa idea, però all'epoca è stato importante e chissà perché eravamo insieme. Ma chissà perché. Allora, grazie a Mariano Melis, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento, e vi lasciamo proprio con le note di questa canzone bellissima che faceva, che fa. È così facile, tu sei qui per me, a cantare insieme, note in sintonia con la mia musica, ed è per questo che niente intorno può disturbare queste note in sintonia con la mia musica. Die pro die. In collaborazione con... È atterrata una stella, si chiama Capricorn Stars, il nuovo Risto Pub. Dal martedì al sabato pranzo completo a menù fisso con 10 euro. Durante la settimana musica anche dal vivo, karaoke, cabaret, feste a tema, birre speciali e cocktails unici. Capricorn Stars, ristorante, pizzeria e pub. Alli Punti in via Busonera 28. Info 079 39 77 22. Capricorn Stars, notti magiche. Un minuto, resta un minuto per poterti dire, li sprecherai per mentirti mai come neve. Da Madò Parrucchieri a Sassari.